Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. In primo piano ancora il maltempo con il ciclone Nicola che sta colpendo la Sicilia. I comuni hanno deciso di chiudere scuole e uffici pubblici proprio per l'ondata di maltempo che sta colpendo la zona centrale orientale dell'isola. Ha ricevuto l'avviso di allerta rossa emesso dalla Protezione Civile. I sindaci invitano alla prudenza e a restare a casa il più possibile. Mareggiate e raffiche di vento stanno colpendo la costa e mettendo in ginocchio molti comuni nel Messinese. Le isole Eolie sono isolate e si registrano numerosi allagamenti. Continueremo a tenervi aggiornati sulle previsioni. Adesso giriamo pagina e parliamo di cronaca. Aveva allestito una serra indoor per coltivazione di canapa indiana. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato una donna incensurata di 48 anni per produzione e detenzione di droga a scopo di spaccio. Questo è accaduto dopo che i carabinieri hanno avuto una segnalazione che la donna stesse conducendo un'attività illecita di vendita di droga da casa sua. Si è concluso il processo con rito ordinario di primo grado nella sezione penale del Tribunale di Catania, scaturito dall'operazione Z che portò a marzo del 2019 all'arresto del cantante neomelodico Andrea Zeta. Quest'ultimo è stato assolto per non aver commesso il fatto. Imputati nel processo anche altri componenti della famiglia Zuccaro, condanna a 20 anni per il padre Maurizio, già recluso e con una condanna all'ergastolo, e il figlio Rosario, a cui è stata inflitta una pena di 13 anni di reclusione. Andrea Zeta era stato accusato di associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, lui e il fratello Rosario avrebbero gestito gli affari per conto del padre Maurizio, legato alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano. E adesso lo sport col Palermo che domani alle 20:30 affronterà Luigi Ferraris il Genova. Corini potrebbe schierare fin dall'inizio i nuovi acquisti Ver e Tutino, lasciando in panchina uno tra Segre e Saric e Di Mariano, un po' beccato dal pubblico per la sua incapacità di concretizzare in rete le occasioni che sono capitate. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.